Dottore Gramaglia, una donazione da parte di un privato che va ad arricchire, diciamo, l'attrezzatura e il corredo del reparto pediatria, tutte cose molto utili per chi opera qui, insomma, per chi sta qui, per le madri, i bambini. Sì, effettivamente è nato tutto da un ricovero di un amico che è venuto qua da parte del titolare, diciamo, di Santa Teresina. Hanno visto che ci mancavano i fasciatoi, che per la verità non avevamo richiesto, e allora questo privato Santa Teresina con tutto il gruppo dei titolari hanno pensato di farci questo regalo in una sorta di dialogo anche solidaristico da parte degli anziani che vengono a trovare i miei bimbi ricoverati. Quindi c'è una sorta di continuità, anche se l'età, diciamo, è differente, gli anziani che aiutano i bambini. Sono dei regali molto utili, 5 fasciatoi che metteremo nelle stanze per i neonati, così le mamme non avranno preoccupazione per cambiare bambini, in maniera tale che utilizzeranno il fasciatoio con delle situazioni rimovibili per evitare qualsiasi contagio. Poi ci hanno regalato una bellissima sedia a rotelle di cui già noi ne eravamo in possesso, ma una in più non fa male, anche perché il nostro reparto è un reparto dove c'è abbastanza movimento, e uno sterilizzatore per i biberon, anche questo molto gradito, così le mamme avranno a disposizione sempre più comfort nell'unità operativa di pediatria. Tutto questo si è potuto realizzare perché il nostro direttore generale ha concesso l'autorità e quindi un atto deliberativo, il nostro direttore sanitario di presidio ne è al corrente ed è molto contento di questa iniziativa, e quindi la collaborazione tra territorio e azienda sanitaria sicuramente ha trovato una realizzazione che ci fa ben sperare anche per il prossimo futuro. Ma in questi giorni precedenti ci sono stati anche altri momenti di solidarietà. Sì, bellissimo è stato ieri l'incontro con i carabinieri, che per la prima volta, io lavoro da tanti anni qua e gli dicevo al capitano, e non si è mai verificato che i carabinieri venissero qua a donare delle uova di Pasqua. È stato un gesto apprezzatissimo sia da parte dei bimbi degenti e delle loro famiglie, ma è stato apprezzato anche dal territorio, perché si è visto anche come ne hanno parlato gli organi di stampa, e vi devo dire che è un'attività che speriamo di riprendere, anche perché personalmente poi ne ho parlato con il comandante Pellegrino, che ho incontrato per caso durante la processione, e anche lui era al corrente di questa donazione, anche lui ha mostrato una notevole partecipazione al gesto avuto da tutto il comando dei carabinieri. Avete fatto qualcosa per la Pasqua per i bambini? Per la Pasqua abbiamo fatto quello che facciamo sempre, intanto dimettere il più possibile i bambini per evitare questo stress del ricovero in questi momenti particolari, e infatti oggi ho dimesso molti bimbi per farli ritornare a casa e avere, diciamo, l'affetto delle loro famiglie tutte unite. Però la cosa importante è anche queste iniziative che stiamo facendo ieri con i carabinieri e oggi con la Santa Teresina, sicuramente sono dei gesti a loro graditi, perché un sorriso spesse volte è meglio di una terapia. Io oggi voglio ringraziare principalmente 2 persone che sono nella persona del dottore Gramaglia, che ci ha coinvolti oggi qua, e dell'amministratore del Residence Santa Teresina, che ha ritagliato un contributo economico per far sì che oggi venisse questa donazione. Oggi sono ben felice di essere qua perché con oggi possa partire anche un progetto che questo ponte che unisce queste 2 generazioni ben diverse, ma che si arricchiscono uno dall'altro, uno che i bambini con la loro vivacità ed entusiasmo tengono ben allenata la mente degli anziani, e l'altra degli anziani che con il loro patrimonio culturale arricchiscono i nostri bambini.
Questo progetto che vuole nascere già in altri stati tipo come l'America ha avuto grandi successi, qua in Italia sta iniziando pure un percorso in tal senso e grazie alla lungimiranza del dottore Gramaglia oggi vediamo di farlo partire anche qua nelle nostre zone. Difatti si è pensato di aprire anche degli asili nido all'interno delle case di riposo in maniera tale da riabilitare l'anziano stesso, reinserendolo in un contesto sociale, arricchendo i nostri bambini e i bambini stessi tenendo, come dicevo, allenata la mente dei nostri anziani e quindi far nascere questo bellissimo connubio tra le due fasce di età.